Allora, Presidente, anche un'altra situazione, un'altra cosa di cui ci hanno posto l'attenzione i nostri telespettatori imprenditori, piccoli imprenditori, come mai il settore lusso, che aveva degli sbocchi interessanti, anche questo è duramente messo alla prova, in crisi. Va bene Italia, ormai, facciamocene una ragione, anche se di persone molto ricche ce ne sono, per carità, però forse hanno esaurito le loro esigenze e i loro bisogni, ma a livello export è stata una frenata importante. Allora, oltre che la meccanica. Questa è una delle caratteristiche nuove e diverse di questa crisi, di questo momento di difficoltà. Di solito si dice il lusso va sempre bene, il lusso tira sempre. Infatti. Non è così, non è così. L'esempio più emblematico è il mercato cinese. La Cina ha importato negli ultimi, diciamo, 15-20 anni a più non posso beni di lusso, auto europee, moda, e in Cina i consumi si sono bloccati, sono scesi in modo drastico, in modo importante, sono stati anche ostacolati dalla politica economica del governo cinese, per cui il mercato più importante del mondo a livello numerico si è bloccato e l'impatto sugli esportatori è evidente ed è purtroppo grave. Quindi questa è stata una ragione. È come se il mercato americano del turismo, che fa star bene le aziende nostre del settore turistico, molto bene, voi anche, improvvisamente non andasse più. Sarebbe a questo punto la nostra debacle. Certo. Perché il turismo interno nei confronti dell'Italia è molto basso, no? Anche certo. Come qualità. Comunque ovviamente il turismo è uno dei settori che prima non ho menzionato, ma è uno di quelli che tirano l'economia. Quindi il turismo, quando lei diceva macchia di leopardo faceva riferimento a questo. Ho solo menzionato i settori in difficoltà, sono settori che vanno fortissimo come il turismo, anche qui per l'effetto post-Covid. Dopo 2 anni di clausura c'è stata una voglia straordinaria di viaggiare, di visitare il mondo, i prezzi sono schizzati, sono alle stelle, però pur essendo alle stelle i prezzi degli alberghi, degli aerei, dei voli e di tutto, la gente continua a viaggiare, continua a spendere e l'industria, fortunatamente il nostro paese è fortissimo dal punto di vista del turismo, il Veneto in particolare è una regione, forse mi pare la prima in Italia come numero di presenze e come PIL generato dal turismo. Per fortuna tutto questo sta funzionando a nostro vantaggio. Se di colpo cambiasse ovviamente non sarebbe una cosa positiva, come si è verificato per i consumi di beni di lusso. Infatti, mercato bellico è un altro mercato molto interessante per l'Italia, inutile negarlo. È coinvolto anche il Veneto, Padova, oppure siamo esenti da questa industria che comunque ha dei fatturati importanti? Allora, devo dire che è un'industria di cui si parla molto poco. Sì, ovviamente. Se ne parla poco, sappiamo. Però è importante. Sappiamo tutti chi sono i grandi nomi. L'indotto generato da questo settore è un indotto importante, quindi un territorio come il nostro che è di forte manifattura, è un distretto industriale credo senza uguali in Europa, sicuramente rifornisce anche il settore delle armi. Di sicuro non più di altre regioni, ecco. Comunque è uno dei settori importanti, è una delle attività importanti della nostra economia. Perché poi guarda caso nei momenti anche di crisi, quando funziona quel settore il resto viene, sappiamo, insomma la storia insegna, è di traino importante anche per le aziende minori. No? E per il futuro gioco forza non potrà che aumentare, Trump ci sta spingendo fortemente, dirà io smetto di impegnare gli Stati Uniti in queste spese, dovete arrangiarvi un po' di più, dovete tutti quanti spendere il 2% di PIL per il quale vi siete impegnati. Infatti io pensavo un ricatto del genere prima più che strettamente economico, cioè di dire io vi metto sti dazi perché voi, Italia, Europa eccetera, dovete a questo punto tirar fuori quei soldi per la vostra difesa, no? È vero che ci siamo impigriti per tanti anni pensando comunque che gli Stati Uniti fossero lì pronti a sopperire alle nostre mancanze, alle nostre difficoltà. Oggi Trump ci sta mettendo di fronte ai fatti, per cui ognuno dovrà investire, anche perché purtroppo abbiamo questo spauracchio della Russia che è alle porte e che potrebbe anche attaccare qualche altro paese oltre all'Ucraina, come Zelensky ci ha suggerito ieri. Credo che sia poco probabile, poco verosimile, ma è un rischio che è diventato più tangibile di una volta. Credo che negli ultimi 40 anni non avremmo mai immaginato un'invasione di un paese in Europa come si è verificata ma lì 3 anni l'interesse fa. E purtroppo invece questo è diventato un rischio tangibile oggi. Però al di là di quello che può dire Zelensky o meno, che lo può fare anche come stimolo, perché ovviamente bisogna vedere anche gli interessi soggettivi, perché se tu spaventi i vicini vengono in supporto e quindi è tutta una logica, ma bisogna vedere anche gli interessi oggettivi di una Russia di
che non è messa proprio che nuota nell'oro, eccetera, muovere certe dinamiche. La no? Russia si è messa contro un sistema, non un paese, tutto il mondo occidentale, l'Europa, gli Stati Uniti e tutti i paesi che gravitano intorno a questo blocco, e doveva con le nostre sanzioni chiudere bottega nel giro di poche settimane, mollare l'osso. Mi sembra che gli risultati non siano stati raggiunti, che la Russia continui a fare esattamente quello che faceva prima, quindi ci sono altre vie, è no? difficile adesso prevedere cosa succederà, e le regole che c'erano prima sono cambiate in modo, credo, irreversibile, quindi è giusto essere più prudenti, è giusto pensare che potremmo anche doverci difendere da un attacco militare che non è del tutto folle come potevamo pensare fino a 2 o 3 anni fa. Ecco, lei come vede le politiche appunto dei dazi, delle sanzioni? Perché sono da molti imprenditori del territorio, vabbè, siamo stati vitivinicolo, che sappiamo tutti, ma anche altri ambiti, sono stati abilmente aggirati pur di tenere aperti quei canali di esportazione verso i paesi della Russia, dove peraltro abbiamo testimonianze, arrivano quei prodotti, tranquillamente arrivano, fanno un giro un po' più lungo, più traverso, però alla fine ci arrivano. Quindi come la vede? È utile, non è utile? Oppure ci hanno più che altro danneggiato? Allora, io credo che le limitazioni al mercato siano sempre poco condivisibili, in generale. Sappiamo che le sanzioni nei confronti della Russia sono state aggirate in molti modi, tramite paesi compiacenti, tramite paesi vicini al cuscinetto di cuscinetto, senza nominarli, credo che li conosciamo tutti. È vero che dovremmo sanzionare la Russia per quello che ha fatto, è altrettanto vero che per noi Russia e Ucraina, per esempio, erano 2 mercati straordinariamente importanti. Basti pensare alle attrezzature, io ho avuto 2 aziende per un periodo che producevano attrezzature per il settore agricolo, il mercato numero 1 era l'Ucraina, il mercato numero 2 era la Russia, quindi se oggi c'è una crisi grave nel settore della produzione delle macchine per l'agricoltura, le spiegazioni sono chiare, le sanzioni si possono anche leggermente aggirare, ma la situazione cambia poco, per cui la difficoltà di oggi è grave, e uno dei tanti motivi per cui speriamo che questa guerra finisca è perché questi settori che hanno esportato nella storia verso i paesi dell'ex blocco sovietico oggi stanno soffrendo in modo pesantissimo. Assolutamente. Al di là dell'estero, guardiamo all'interno nostro, c'è stata la manovra, il bilancio, come l'avete vista? Per le aziende, insomma, come è andata? Dovrei dire, la verità è che ha portato molto poco alle aziende. Le risorse sono poche. Ne avevano bisogno però le aziende o no? Assolutamente sì. Il nostro paese è molto indebitato, non ce lo nascondiamo. È uno dei paesi, il debito pubblico ha un peso enorme, gli interessi sul debito pubblico assorbono tutte le risorse che noi potremmo e dovremmo dedicare allo stimolo dell'economia. Quindi le risorse erano poche, stiamo ancora pagando gli sforzi fatti per il 110% piuttosto che per il reddito di cittadinanza. Credo che per qualche anno ancora non avremo a disposizione dei bilanci e delle somme importanti per dare lo stimolo all'economia che sarebbe assolutamente necessario oggi, per cui non posso essere soddisfatto della manovra. C'è stato un alleggerimento dell'IRPEF per le persone, ci sta, si è abbassato uno scaglione dal 28 al 23%, ma poco altro. C'è stato un insieme di piccoli provvedimenti che non incidono e che non danno lo stimolo all'economia di cui noi abbiamo bisogno, anche perché purtroppo poi il PNRR, che si dovrebbe concretizzare nella legge nel 5.0 di stimolo agli investimenti, non sta decollando per tanti motivi che abbiamo descritto tante volte, che purtroppo sono la burocrazia, la complessità. Però abbiamo dei tempi e dei termini categorici, cioè molto stretti, non è che... Si sperava che questi termini venissero prorogati, ma mi sa che questa volta non ci saranno grandi proroghe. La misura non sta decollando, non sta stimolando gli investimenti, tant'è che per esempio le macchine industriali, le macchine utensili nel 2024 hanno avuto in Italia un calo del 35%, quello è il primo investimento che fanno gli imprenditori, che genera indotto, che genera valore, che genera business per tutti i fornitori di chi costruisce macchine utensili, genera sviluppo, e questo purtroppo è un elemento che si è bloccato, non dico completamente, ma si è bloccato in modo pesante. Quindi questo è stato bloccato. E il 5.0, la transizione 5.0 come... È stata, allora, il razionale che ci sta dietro. Spieghiamo 2 parole che cos'è, perché se no li do per scontate. 5.0 è un incentivo agli investimenti
digitali, green e agli investimenti produttivi. È stato pensato in modo abbastanza diabolico, in modo molto burocratico, arzigogolato, con una serie difficile, con una serie di perizie, di passaggi burocratici, di documenti da produrre, di complicazioni e di rischi per chi li sottoscrive, che hanno bloccato questa anche misura. Rischi? Sì, anche rischi, perché poi il professionista che ti dà un parere, una perizia, che si sbilancia quantificando dei risparmi o dei risultati, poi può essere soggetto a una verifica successiva da parte dell'Agenzia delle Entrate che lo metterebbe in difficoltà. Quindi c'è molta prudenza, molta burocrazia, è molto complicato portare avanti questi investimenti. 4.0, che era la versione precedente, era molto più semplice, ha portato grandi movimenti di investimenti. 5.0 non sta funzionando. Ma queste problematiche voi le avete appalesate a qualcuno, al governo, ne avete parlato? Perché poi se non altro c'è qualcosa che ci lega anche all'Europa, degli step da raggiungere. Assolutamente, tutte le associazioni si sono mosse, tutte le associazioni datoriali si sono mosse. Confapi a livello nazionale più volte ha richiesto delle migliorie, delle modifiche, dei cambiamenti. Qualcosa è stato ricevuto, qualcosa è stato cambiato, ma nella sostanza, nella situazione difficile e di incertezza di oggi, un provvedimento così complicato non ha trovato il favore degli imprenditori e non sta funzionando. La chiusura è un problema questo? È assolutamente un problema, perché se non diamo uno stimolo forte all'economia, l'economia non riparte. Non vedo segni di ripartenza nel 2025 purtroppo, ci vorrebbe uno shock positivo fortissimo come la fine della guerra in Ucraina. Ad oggi, fino a che non arriva, temo che dovremmo scivolare, trascinarci avanti ancora diversi mesi nella speranza che qualcosa cambi, ma in questo momento è abbastanza difficile prevederlo. Ci sono le risorse per tirare avanti, oppure lei pensa che anche nel Padovano si ricorrerà a cassa integrazione? Le risorse ci sono, ma bisogna dire che nel Veneto ci sono 72 tavoli di crisi di aziende in difficoltà grave, quindi non è solo catastrofismo il mio, ma è constatare la realtà dei fatti. Quindi le difficoltà ci sono anche la stragrande maggioranza delle aziende che hanno le risorse per continuare a portare avanti il loro lavoro quotidiano. Ci sono un po' più di casi di crisi di quelli a cui siamo stati abituati in passato, quindi un momento un po' incerto. Up, down, non c'è storia, noi andiamo avanti su e giù, su e giù. Allora Presidente, le auguro buon lavoro, la ringrazio di essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori di averci seguito e naturalmente ci rivediamo presto. Grazie.